Comi, ben ritrovato. Grazie, carissimo. devo aver paura? No, un po' sì, sei circondato. No, sono contento, ce lo stavamo dicendo al microfono spento, non ci si vede da tantissimo. Sì. Da tantissimo. In mezzo c'è stato, a parte la pandemia mondiale, che facciamo anche... Facciamo che non c'è. Facciamo che non c'è. Però c'è stato di tutto, c'è stato un tuo disco molto importante. Il tuo percorso, tra l'altro, è importante a livello stilistico. Perché vai per i cazzi tuoi. Intanto grazie, che sono contento che arrivi. No, ma è chiarissimo, soprattutto guardando chi ha avuto occasione di guardare anche il punto di partenza, no? Certo. La tua evoluzione lirica, come è partita da dei punti di riferimento, mi viene da dire, anche stilistici, anche quasi personali, in un Marrakesh, e poi è andata verso qualcosa di profondamente tuo. A livello di vita personale, cosa c'è stato qua in mezzo? Cosa c'è stato in questi anni? La mia vita è cambiata totalmente, da che potevo avere dei problemi decisamente, lasciando stare la parte culturale del mio passato, ma parlo dei bisogni primari che un uomo dovrebbe avere, quindi da che avevo problemi nel riempirmi il frigo eccetera, determinate cose problematiche non le ho più. Quindi cosa succede? Ci si divide un po' in due, c'è chi riscuotendo successo tra virgolette, c'è chi se la gode, status di tutto rispetto e invidio anche, e chi invece si va a cercare altri problemi, e questi problemi io li sto cercando e trovando anche, e li trovi grazie all'intraprendere nuovi studi, conoscere persone, cambiare totalmente quella che è un'estetica, un immaginario, un'impronta, che insomma il mio pubblico poteva tranquillamente vedere. Insomma, sto rischiando molto perché mi mancava quella dose di rischio alla quale sono abituato, alla quale la vita mi ha sempre messo alla prova, alla quale la vita mi ha sempre sottoposto, insomma. E quindi per me è importante questo, sorprendere me stesso, poi gli altri di conseguenza, e rischiare. Infatti hai detto problemi, però sembra più sfide il termine per quello che hai descritto. Considerando appunto, come hai detto tu stesso, che la tua vita è cambiata in positivo per moltissimi aspetti, quelli primari soprattutto, quanto è difficile scrivere nel momento in cui si è sereni e quanto spaventa la necessità di non essere sereni per riuscire a scrivere? Ma guarda, quanto è difficile scrivere, in realtà io non trovo difficoltà, non è questa serenità insomma che ha cambiato il mio modo di approcciarmi alla scrittura, sono le esperienze, le persone che conosci, sono tante cose, però io non scrivo meglio se soffro, diciamo che descrivo meglio una sofferenza dal momento che sto bene, nel mio caso io funziono un po' così, e quindi questo disco è molto tetro sotto alcuni aspetti, c'è tanta introspezione, sono quasi tornato a io in terra, eppure i soldi non mi mancano, il frigo è pieno, mia mamma sta bene, la salute è ok, insomma Certo. Ci ricolleghiamo al discorso di prima. Eppure ho intrapreso nuove cose, nuovi percorsi che mi hanno portato comunque a soffrire. Ma tra l'altro secondo me no, forse anche perché Taxi Driver già ce l'ha nel titolo, ce l'ha nell'intro, è come anche farsi carico di un po' di storia degli altri. C'è tanta empatia, no? Lo dici qua, lo dici nell'intro, cioè queste storie diventano mie, ed è bellissimo, qualcosa del genere, adesso ti parafraso male, però siamo lì, il concetto è quello. Esatto, è bellissimo, però io che spesso mi capita di essere empatico con le persone, a volte farsi carico degli altri vuol dire anche delle sofferenze, non lo fai apposta, ti arrivano un po' addosso. Sì, diciamo che nella vita cerco di evitare, se non sono affetti grandi, esatto. amicizie grandi, non mi carico dei problemi altrui. È chiaro che scrivendo, amando la scrittura e facendo musica, comunque di riflesso vengono fuori. Io sono una persona sensibile, obiettivamente ormai è andata così e questo sono. Vediamo nella prossima vita. Esatto, però per il momento è così e quindi devo accettare questa cosa. Sono molto empatico e riconosco delle sofferenze anche altrui, seppur magari non le vivo io in prima persona. C'è tanto di questo, c'è sempre stato nella mia scrittura, non ho mai falsificato nulla, ma io noto tanto, guardo molto, il mio obiettivo è essere testimone dei miei giorni, dei giorni degli altri,
e questo ti porta a caricarti spesso di problematiche degli altri. Questa natura di osservatore, perché non sei il primo rapper che ce lo fa notare un po' questa voglia di essere testimone di quello che ti circonda. Però ecco, mi verrebbe da dire che forse viene meglio quando si riesce a essere testimoni invisibili, nel senso quando ci si riesce. Sì. Ecco, adesso che ovviamente discorso molto spirituale. Ora che sei invece una figura pubblica, provandolo a mettere un po' più pragmatico, quanto è difficile essere testimone invisibile e quanto ha cambiato magari la tua prospettiva, il fatto che ora gli altri ti notino quando osservi? La grande sfida è non farsi influenzare dagli occhi degli altri. Continua ad essere una sfida per me, perché io sono una persona comunque obiettivamente timida e lo sono sempre meno. In realtà poi nella vita non lo sono dal momento che posso essere giudicato, quindi sono sicuramente introspettivo e si nota nelle cene, tra amici, nelle feste, ma non sono timido. Con le telecamere, con gli occhi addosso, col fattore di voler fare bene, perché io poi io non sono qui non solo per stare bene personalmente, ma una certa, la vera sfida poi diventa quella di andare oltre, quindi meno cazzate, meno superficialità, meno tutto questo e poi mi perdo, che cazzo volevo dire, non mi ricordo. No, ma in realtà più o meno hai risposto, e cioè questo discorso dell'introspezione l'ho ritrovato tanto in questo disco, per dirti, l'hai citato tu stesso, Io in Terra, che effettivamente forse il filo si ricollega più a Io in Terra che non all'ultimo disco. Ho avuto questa impressione. Episodi ed episodi che si avvicinano un po', è comunque un progetto totalmente differente, ci sono delle cose che strizzano l'occhio a Io in Terra, qualcosa a Ossigeno, qualcosa dove gli occhi non arrivano. Hai recuperato tanto, la parte 2 è molto Io in Terra, secondo me. Ma poi tra l'altro a livello tecnico sembra che tu abbia trovato una quadra alla tua, secondo me, dote principale, che è la scrittura. Cioè tu hai una scrittura. Grazie. Con un'attenzione alla scrittura molto particolare, no? E un'attenzione anche alla delivery di questa scrittura, come usi le parole, come le pieghi. Anche tecnicamente, a livello di suono, sembra che tu sia arrivato a metterla a suo agio questa scrittura. Inizia ad essere pulita nonostante la sua complessità. Esatto. E che in Io in Terra è palesissima questa complessità, ed è anche troppa. Io soffrivo e soffro quando canto dei brani di Io in Terra e la gente mi canta solo i ritornelli, quindi dico cazzo, nelle strofe ci sono delle cose che devi sapere, poi magari non ti ci ritrovi, ma le devi sapere, e se non le puoi cantare mi dà fastidio. Qua ho provato, mi dà fastidio, mi dispiace, no? Ma anche per l'energia che si può creare, e qua c'è del complesso, nonostante però, esatto, la semplicità delle melodie. Esatto, la complessità c'è l'incastro giusto con la tua scrittura che arriva prima, secondo me, anche nell'ascolto arriva già ai primi ascolti, e lo ascoltavo cosa in voglio macchina. dire? Senti cosa dice Mirko, cioè basta. E meno male, no, sono contento. Sì. Sono contento. No, io ho avuto l'impressione che tu abbia fatto quello che è forse il lavoro più difficile, ne hanno parlato tanti, da Fibra a Salmo ricordo, lo step successivo, quello di semplificare, ma non nel senso del contenuto, ma di spogliare di quelle articolazioni troppo complesse. Bravo, le articolazioni che non ti fanno arrivare. Cioè io, forse la frase che mi ha colpito di più di tutto il disco è: guarda da entrambi i lati prima di attraversarmi la mente, che è una cosa che ha talmente semplice. È una citazione, Quella è una citazione. È una citazione, ecco, non l'avevo colta, però mi è arrivata perché è semplice, però arriva su più livelli. È incredibile. Poi vabbè, gioco sul fattore Taxi Driver, gioco molto con i veicoli, gioco molto al di là del... è un disco di collaborazioni, perché io sono teoricamente il tassista che porta a casa questi ospiti, o in una casa, insomma, dove andiamo, ma spesso non sono miei territori, quindi gioco molto su questo, gioco sul veicolo, sul fatto che io ora come ora sia il veicolo, la mia musica sia l'unico veicolo che porta a me le persone. Io umanamente un po' soffro questa cosa, come determinati privilegi, come quello di farsi pagare la cena, no? Io dovrei pagare il doppio, perché no? A volte dico, poi una certa, adesso negli ultimi mesi dico, vabbè raga, cosa devo fare? Mi devo sentire in colpa perché mi offrono la cena o mi fanno... godiamocela un attimo. Ma la questione, ecco, che tu hai appena detto, secondo me, ecco, la questione dei richiami che fai, Taxi Driver, ma anche delle citazioni, è davvero come se questo disco ha un tipo di costruzione come lavoro che mi ricorda
in un elemento i dischi di Marra, ed è il fatto di poter quasi essere un film, una cosa d'immagine, sì. con una conduzione di un certo tipo, con una... quali sono le... Ecco, abbiamo parlato delle citazioni. Sì. Cosa ti ha nutrito a livello culturale nella scrittura di questi dischi? Allora, a me, lo dirò sempre, sono le donne. Sono le donne la mia prima e unica ispirazione, la mia prima ispirazione. Diciamo che cerco in queste tante donne, tante persone, facciamo che generalizziamo, di trovare l'ispirazione che teoricamente la nostra educazione pretende di trovare in una sola persona, no? Sì. Sono influenze, sono frequentazioni, a volte più serie, a volte più giocose, per quanto io sia comunque, ora me lo autodico da solo, comunque un signore non esiste che esca con una ragazza solo per una cosa specifica, no? Comunque ci deve essere quantomeno il pensiero di andare oltre. Poi magari duriamo 3 uscite, 7, 8, un anno, 2 anni. Insomma, però frequento tanto le donne perché al momento sono la cosa che più mi dà. E ognuna di loro aveva delle cose che mi hanno colpito e delle caratteristiche che poi a cui poi mi sono appassionato. C'è tanto cinema, mi sto appassionando davvero tantissimo al cinema vecchio, da Antonioni non so, Lanthimos, vabbè, non è poi così vecchio in realtà. Ieri sera ho visto L'uomo che amava le donne, che è un film spettacolare, per me ovviamente. Carax mi piace molto, forse il mio film preferito è Gli amanti del Ponte Nuovo. E ci sono tante letture. E ho iniziato un corso di piano. Wow. E ho aperto una palestra che invece delle collane, invece delle cose che comunque ho, però ho aperto una palestra in quartiere che deve essere un centro ricreativo e non solo una palestra, è un'associazione, non ha scopo di lucro. Quindi trovami poi i rapper che parlano del quartiere, fanno qualcosa per il quartiere, no? No? E a me mi rompono i coglioni con sta roba del te ne sei andato, che Bravo, poi, esatto. cioè non il mio quartiere, ma chi da fuori non sa le cose, certo. no? Trovami gli altri, dove sono questi? C'è gente che ne parla, poca gente che lo fa. Io soffro un po' questa cosa perché la gente non sa un cazzo e si permette di parlare, a me dà fastidio. Ma che è un po' lo sport preferito purtroppo nel nostro paese. E prima di tutto ha sorpreso che hai citato le donne e poi non hai citato Woody Allen come regista, me l'aspettavo tra i primi. Perché ancora mi sto costruendo. Woody Allen, non ho mai visto un film di Woody Allen. Woody Allen, se te lo posso consigliare, proprio da quell'ottica, ripartendo dai primi film. Gaspar Noè, per quanto sia contemporaneo, mi fa impazzire. Cioè si vede e si sente. Invece volevo chiederti, magari anche un po' provocatoriamente, perché è stata un po' la reazione di tanti quando hai annunciato la tracklist, non avevi paura che la tua identità e anche la tua cifra stilistica risultasse un po' annacquata dalla presenza di così tante collaborazioni? A primo impatto. Non voglio sembrare Dio, ma io non ho paura di queste cose. Io anzi non vedevo l'ora di vedere questo caos che creava, perché sai, sono personalità veramente interessanti. Io con chiunque collabori ci deve essere qualcosa e devo dire che con questo album ho conosciuto delle persone molto 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 fighe e che mi hanno dato tanto e mi stanno dando tuttora, che frequento tuttora nonostante le vecchie amicizie classiche da cui arrivo, 2016, no? Ma io non ho paura di queste robe, io ho paura di fare le stesse cose, e ho più paura di quello, e trovo che in questo momento sia tutto uguale, le sonorità, il modo di rappare, il modo di approcciarsi, il modo di ostentare determinate cose, e comunque mi differenzio, poi magari faccio parlare male qualcuno, ma almeno mi differenzio, tanto ci vediamo fra 10 anni, questo va magari va contro di me, magari fra 10 anni io non ci sono, ma quantomeno ho fatto di tutto per essere qualcosa di differente. Sì. E vediamo poi tutti queste meteore che di anno in anno vanno e vengono, che sono personalità molto forti e talentuosissime, ma che non si sanno innovare col passare del tempo. Io ho la paura di non innovarmi. Senti, dobbiamo chiudere, siamo in fondo e mi spiace, spero che questa situazione si riapra, perché così ci si ribecca in giro. Esatto, soprattutto come dicevamo prima. Perché fare un altro disco a te, perché aspetti che lo faccio io, meglio di no, ma... io sono carico e spero di uscire presto nuovamente. Ho già tutto in testa. Siamo qua. Prima di uscire, come al solito, prima di salutarci, usciamo dal rap, anche se abbiamo parlato di tanto e
praticamente mai di rap, ma chiudiamo sempre con un consiglio musicale. Se dovessi dire un brano proprio con cui sei in fissa in questo periodo. Black Sabbath dei Black Sabbath. Beh, vabbè, un inno, Sì. grande. Forse non me lo sarei aspettato e questa è la cosa figa. Ecco, in tutto questo sto scoprendo nuovi generi. Piano, il mio pianista è un amante del rock, vabbè, insomma, potrei parlare per ore. Sto ascoltando solo rock in questo momento. Bomba. E di tutto e di più. Morphine, Primus, ce ne ho. Un lavoro d'archivio. Io c'ho un pezzo nel I disco che Tool. mi ha ricordato addirittura il primo lavoro dei Coldplay, per come suona. Quale? Non mi ricordo il titolo, stavo per dirti è un Vabbè, feat, ci ma sono delle effettivamente- robe. C'è un pezzo che suona proprio come Parachutes, che è il primo disco dei Coldplay, che è una roba completamente diversa poi da quello sì. che hanno fatto in Viva la Vita e Poi c'è quant'altro. Chiello, Cigarette After Sex, secondo me, non mi ricordo quel No, nome lì. veramente. C'è tanta contaminazione, Gaia è Da quel punto di vista è veramente un lavoro. Guarda, è un disco che sicuramente pieno di roba, poi più magari... ascolti più trovi roba. Ovviamente non avendolo, essendo fresco di uscita l'abbiamo per le mani. Fresco di non da uscita, pochi tra giorni. Io sono ancora un ragazzino Ancora ingenuo, quindi ora scopro nuovi generi, nuove cose, li butto questa nella è mia la figata. musica. No, questa è la figata, Questa è la la figata. gente non ci arriva, è tutto suonato, cazzo, dovresti esserne contento. Infatti. Grazie. Grazie mille, Mirko. Grazie a voi. È stato un Alla prossima. piacere. Piacere.